qui, bentornati sul canale, bentornati allo Scrigno del Calcio. Oggi vi racconto una storia unica nel suo genere, quantomeno perché si tratta dell'unica partecipazione dell'Empoli a una competizione europea. Parliamo della Coppa UEFA 2007-2008. In realtà, se parlassi solo della Coppa UEFA dell'Empoli 2007-2008 il video durerebbe 1 minuto e mezzo. Invece facciamo un po' una panoramica su che cosa abbia portato l'Empoli nella stagione 2006-2007 a qualificarsi per la prima volta nella sua storia ad una competizione europea. Prima di farlo vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, quindi cliccate qui sotto sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, e se l'avete fatto lasciate like, commenti e supportate il canale come più potete e volete. Dunque, la stagione 2006-2007, lo sappiamo, in Italia è stata particolare, al di là del fatto che si arrivasse dalla sbornia dei mondiali vinti in Germania. Sappiamo che lo scandalo di Calciopoli aveva comunque condizionato tantissimo tutti i campionati tra Serie A e Serie B, con la retrocessione della Juventus, con le varie penalizzazioni. Sembra un po' che ci sia un'opportunità per tutti nel 2006-2007, ci fu l'exploit del Palermo ad inizio campionato proprio grazie alle penalizzazioni della Lazio, del Milan e della Fiorentina. I siciliani contesero il primo posto all'Inter per gran parte del girone d'andata, salvo poi calare evidentemente alla distanza. E un'opportunità ce l'ha anche l'Empoli, anche se all'inizio della stagione i toscani vengono indicati come potenziale retrocessa, perché nonostante un ottimo campionato precedente 2005-2006 con Somma all'inizio e con Cagni successivamente, la squadra aveva giocato molto bene, aveva espresso un ottimo calcio, ma si pensa che i toscani possano non ripetere quel campionato. In più è andato via il gioiello della squadra, Francesco Tavano, che aveva segnato tanti gol, che era stato il simbolo della risalita dell'Empoli dalla Serie B alla Serie A e aveva fatto tantissimi gol anche della massima serie. Per tanti soldi finisce al Valencia, dove non avrà tanta gloria, tant'è che tornerà a metà della stagione successiva in Italia alla Roma, dove non farà neanche lì un granché. Ma torna all'Empoli il centravanti Luca Saudati, che dopo qualche stagione difficile ritorna proprio in una città, in una squadra che lo aveva visto protagonista nella stagione 99-2000 in Serie B, con ben 18 gol che gli erano valsi poi anche il ritorno al Milan. Il Milan poi lo aveva prestato al Perugia. L'Empoli, nonostante lo scetticismo che lo accompagni, inizia giocando un calcio non spettacolare ma molto redditizio, molto efficace, resta imbattuto per le prime 4 giornate di campionato e poi prosegue in una marcia comunque regolare, rimonta anche dei risultati sulla carta complicati, come ad esempio la partita in casa della Lazio, grazie a un gol di Vannucchi al 90°. Igli Vannucchi è il giocatore più rappresentativo di quell'Empoli, sicuramente il giocatore dotato di maggior classe, ma soprattutto l'Empoli sta riscoprendo Luca Saudati, che sta segnando discretamente e sarà alla fine dell'anno del campionato il capocannoniere della squadra. L'Empoli alla fine del girone d'andata è tranquillo, sembra che possa salvarsi con tranquillità, ma soprattutto disputa un girone di ritorno straordinario che inizia a fargli scalare posizioni in classifica. Addirittura dopo la vittoria di Udine a inizio marzo si inizia a parlare di un Empoli potenzialmente da Coppa UEFA. Eppure cercano di gettare acqua sul fuoco sia l'allenatore che il presidente, anche i giocatori sono contenti di questo andamento, ma comunque vedono la qualificazione europea come un sogno, quantomeno non vogliono mettersi pressione da soli, perché se poi ciò non dovesse avvenire sembrerebbe quasi un campionato deludente, e anche se l'Empoli lo chiudesse in realtà a metà classifica sarebbe un risultato straordinario. Da fuori qualcuno continua ad essere scettico, perché si continua a dire ma tutto sommato ci sono squadre più attrezzate, ci sono squadre in rimonta, l'Empoli non ha una struttura neanche societaria, come a dire, non se lo possono neanche permettere di arrivare in Coppa UEFA. Alla squadra non gliene importa niente di tutte queste voci. A Cagni, men che meno, Cagni continua a lavorare con serietà, con sacrificio. L'Empoli non è una squadra spettacolare, ma è una squadra molto molto efficace. Arriva la vittoria contro il Catania ad inizio maggio
Empoli-Catania 2-1, che significa una cosa molto semplice, che all'Empoli manca un punto per arrivare in Coppa UEFA, punto che potrebbe arrivare la domenica successiva a Siena, dove invece l'Empoli perde un derby molto deludente. Arriva invece la settimana successiva ancora in un Empoli-Reggina molto condizionato da polemiche successive. L'Empoli alla fine del primo tempo è in vantaggio per 3-0 e a quel punto ha la qualificazione UEFA in tasca. Alla Reggina serve invece come il pane almeno un punto per continuare la sua rimonta salvezza. Tra l'altro ve l'ho raccontata la storia della Reggina che si salvò con la penalizzazione, quindi andatevi a recuperare il video. La Reggina rimonta fino al 3-3 finale. Le rivali salvezza della Reggina diranno che l'Empoli ha un po' tirato i remi in barca dopo il 3-0. L'Empoli forse un po' se lo dice pure da solo, perché dice eravamo talmente euforici dalla Coppa UEFA ormai conquistata che ci siamo distratti nel secondo tempo. Diciamo che le rivali della Reggina non parlarono di distrazione dell'Empoli, parlarono diciamo di altro. La partita comunque finisce 3-3 e l'Empoli conquista quel punto storico che vale la prima e finora unica qualificazione degli azzurri in Europa in Coppa UEFA. L'Empoli arriva settimo con 54 punti. Saudati segna 14 gol ed è ad oggi il campionato migliore dell'Empoli in Serie A. In estate ovviamente c'è fermento per l'esordio in Coppa UEFA. Per accedere alla fase a gironi di Coppa UEFA l'Empoli serve superare il turno preliminare. Il sorteggio mette di fronte alla squadra di Cagni lo Zurigo, che è una squadra di fama però non straordinaria dal punto di vista tecnico. Si presume che l'Empoli possa giocarsi l'accesso ai gironi. La gara d'andata rappresenta un po' tutto quell'Empoli, il grande entusiasmo ma anche l'inesperienza a certi livelli. L'Empoli si porta sul 2-0, gol di Piccolo e di Antonini, di Luca Antonini, poi giocatore del Milan. Ha tante occasioni per segnare il 3-0, lo Zurigo veramente sembra non capirci niente. E alla fine l'Empoli subisce il gol del 2-1 che manda lo Zurigo a giocarsi la partita allo stadio Letzigrund, peraltro molto, molto bello, di Zurigo, che verrà utilizzato anche per gli europei del 2008, non con un vantaggio, perché ovviamente il vantaggio ce l'ha ancora l'Empoli avendo vinto la gara d'andata, ma rimontare il 2-1 con la regola dei gol in trasferta è tutt'altra cosa che rimontare un 2-0. Se l'Empoli avesse vinto 2-0 gli sarebbe bastato veramente fare un gol a Zurigo per avere la qualificazione in tasca. E invece la gara di Zurigo è sostanzialmente senza storia. Si capisce che l'Empoli ha troppa pressione, forse troppa tensione, troppa emozione per quella partita. Lo Zurigo non è una squadra straordinaria, ma quantomeno è una squadra che qualche partita di Coppa l'ha giocata, vince 3-0. L'Empoli viene eliminato già nel turno preliminare e sfuma così la possibilità di andare avanti in Europa. Tra l'altro quella sarà una stagione anche disgraziata per l'Empoli, che non riuscirà a ripetere l'annata precedente. Lo stesso Saudati non riuscirà a ripetersi, segnerà mi pare addirittura 4 gol soltanto, quindi o 6 gol, pochissimi comunque, ben lontano dai 14 dell'anno prima. L'Empoli esonererà anche Cagni, ad un certo punto chiamerà Malesani, poi richiamerà Cagni per il rush finale, ma non riuscirà a salvarsi. Finirà in Serie B all'ultima giornata perdendo il derby contro il Livorno e finirà in Serie B passando in un anno dall'euforia per la qualificazione in Coppa UEFA alla delusione, al rammarico per la retrocessione in Serie B. E quello resta l'unico Empoli che abbia calcato i campi d'Europa, seppur per sole 2 partite, seppur per il mero turno preliminare che non ha consentito ai toscani di qualificarsi alla fase a gironi. Eppure è una fase leggendaria della storia degli azzurri toscani, che seppur per poco hanno assaporato
l'odore, il profumo e calcato i campi d'Europa. Chissà se un giorno ci tornerà. L'Empoli ogni anno parte come vittima sacrificale della Serie A, come possibile retrocessa, invece ogni anno trova lo spunto e le risorse per salvarsi. Chissà che un giorno non trovi lo spunto e le risorse per tornare a giocare in Europa. Lo vedremo, così come vedremo che storia vi racconterò domani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, avanti tutta.